Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa Istint di Trieste. A colloquio con Maurizio Era. Cooperatori friulani ai vertici di Fedagripesca. Cantina Ramuscello, nel 2022 il fatturato supererà i 13 milioni di euro. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Più che inglese, ma valori per la vita. Questo è lo slogan della nostra scuola perché fin da piccolissimi, noi prendiamo bambini da 6 mesi addirittura, assieme ai loro genitori, ci sforziamo di veicolare valori importanti per gli scambi culturali, l'integrazione, la comunicazione, la tutela dell'ambiente e la tutela delle diversità in tutti i loro aspetti in lingua inglese. Di conseguenza, fin dall'inizio i bambini di 6 mesi assieme ai loro genitori e fino a 2 anni rimarranno sempre in classe con i loro genitori, insieme legano e imparano la lingua inglese insieme a noi e alle nostre insegnanti. Quest'idea è sorta durante la pandemia, in un momento difficile per tutti, eppure tante famiglie hanno creduto in questo progetto e hanno voluto portare qua i loro bambini a cercare di distrarsi, a cercare di mantenere il più possibile un momento di normalità, sia per i bambini che per i loro genitori. Tant'è che abbiamo sempre cercato, tranne nei momenti in cui non è stato proprio possibile, di averli sempre tutti qua. Non abbiamo mai fatto lezioni a distanza, li abbiamo sempre tenuti uniti perché crediamo moltissimo nel rapporto umano, ovviamente veicolato in lingua inglese. Facciamo tantissime iniziative. Ci sono le lezioni che portiamo avanti durante l'anno scolastico, quindi iniziamo a settembre e terminiamo a giugno, e da luglio avremo la Summer School con i bambini da 3 anni fino a 12. Durante le vacanze natalizie o durante le vacanze pasquali attiviamo delle iniziative tipo la lettura di fiabe o libri in inglese presso le librerie, oppure corsi di cucina in lingua inglese, ad esempio presso Italy, e oppure anche viaggi all'estero organizzati e supervisionati sempre da noi e dalle nostre insegnanti. Nasciamo come cooperativa perché crediamo moltissimo nel valore di ciò che noi facciamo per i bambini molto piccoli e per le loro famiglie. I bambini così piccoli sono, se vogliamo, dei soggetti fragili che devono essere cresciuti e formati in un contesto che li protegga e che li instradi ai valori della tolleranza e della comprensione e dello scambio culturale fin da piccolissimi. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa forma societaria. Tutte le nostre insegnanti, io stessa insegno e anche le mie colleghe, diciamo così, insegnanti nonché soci della cooperativa, sono come minimo bilingui, laureate a scuola interpreti o laureate in lingue, ma a parte una perfetta conoscenza della lingua inglese, hanno dovuto sottoporsi e devono continuamente sottoporsi a dei corsi di formazione e a delle certificazioni costanti, proprio per
che è importantissima la conoscenza della lingua, ma ancora più importante è chiaramente saper insegnare, saper gestire bambini così piccoli, quindi nell'età evolutiva. Importanti riconoscimenti per le cooperative agricole del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'Assemblea Nazionale di Fedagripesca, che riunisce oltre 3.000 cooperative agricole della pesca italiane, Venanzio Francescutti e Riccardo Milocco, rispettivamente presidente e vicepresidente della Federazione regionale, sono stati eletti a far parte del Consiglio nazionale. Daniele Castagnavitz, presidente regionale di Confcooperative e presidente della nuova cooperativa cerealicola Granaio Friulano, è stato inoltre eletto a coordinatore nazionale del settore Grandi Colture, che riunisce il settore cerealicolo nazionale. Tra le altre presenze al vertice, Gianluca Trevisan farà parte del coordinamento vino, Livio Salvador del coordinamento ortofrutticolo, Milocco del coordinamento pesca. Sarà un'annata da ricordare quella del 2022 per la cantina produttori di Ramuscello e San Vito, non solo perché ha raggiunto il traguardo delle 60 vendemmie, ma anche perché verranno superati 13 milioni di euro di fatturato, 3,5 milioni in più rispetto all'anno precedente, e i 100.000 quintali di uve raccolte dai 750 ettari dei 158 vignaioli soci. Una buona notizia per la cantina cooperativa, ma anche per il territorio, visto che le uve conferite arrivano a Ramuscello da ben 21 comuni di 3 diverse province, Pordenone, Udine e Treviso. I festeggiamenti si sono svolti sabato 11 giugno, con una tavola rotonda che ha ospitato alcuni dei principali esponenti del mondo della viticoltura italiana. La cantina nel frattempo ha in programma nuovi investimenti, fra questi l'acquisto di un terreno adiacente all'attuale sede di lavorazione di 5.500 metri quadrati, che sarà utilizzato per ampliare la cantina, razionalizzare i locali di servizio e dedicare una parte della superficie a un impianto di depurazione e stazione di controllo e lavaggio degli atomizzatori dei viticoltori associati. Il metodo di Ellen Doron è stato studiato da una linguista britannica, appunto Ellen Doron, che per anni si è occupata dell'istruzione infantile anche con studi incrociati con psicologi infantili ed educatori a tutto tondo. Il nostro metodo si basa su 2 pilastri principali, che sono l'ascolto ripetuto e il rinforzo positivo. Quindi il nostro metodo che usiamo a scuola va rinforzato a casa attraverso tanti ascolti, e durante le lezioni in classe noi cerchiamo di creare, appunto attraverso il rinforzo positivo, un ambiente sereno e tranquillo in cui i bambini riescono ad esprimersi e ad imparare tranquillamente senza timore o paura di esprimersi o di sbagliare. In classe non adottiamo un metodo di insegnamento frontale, ma i nostri metodi comportano l'utilizzo di musica, del movimento, delle espressioni fisiche in generale, perché il modo migliore, secondo noi, di imparare una lingua non è di studiarla semplicemente sui libri, ma principalmente di viverla. Quindi i bambini da noi, giocando, divertendosi e cantando, riescono ad imparare l'inglese senza rendersene conto, quindi senza doversi sforzare, ma semplicemente facendo quello che viene naturale a loro. Il nostro metodo appunto parte dai 3 mesi di età arriva fino ai 19 anni. I ragazzi dell'età dalle medie fino alle superiori ovviamente l'approccio è un pochino diverso, quindi ci sono sempre la parte delle canzoni, della musica e del movimento, però integriamo anche con esercizi sul libro e con simulazioni di esami, e integriamo anche con degli extra, diciamo, quindi facciamo delle giornate cinema, oppure andiamo a fare gite esterne, li portiamo a fare dei giri in città, sempre esclusivamente utilizzando l'inglese. Oltre ai corsi classici che offre la nostra scuola, noi prepariamo anche per gli esami Cambridge. Finora tutti quelli che abbiamo preparato per gli esami sono riusciti pienamente a completare l'esame, e quindi direi con piena soddisfazione sia degli studenti che delle famiglie.
Salve a tutti, oggi da Udine approfondiamo i temi legati alle cooperative del lavoro e dei servizi. Lo facciamo col nuovo presidente regionale della federazione appena eletto, Maurizio Era, che ci racconta il suo punto di vista. Presidente Era, ci fa un quadro della cooperazione di lavoro e servizi in Friuli Venezia Giulia? Rappresenta un punto di forza perché al suo interno ci sono vari settori, la logistica, il trasporto, le guardie armate, diversi settori importanti per l'economia. Nei prossimi anni, eliminando la pandemia, speriamo, vedremo a ottobre e speriamo che finisca presto questa guerra, e secondo me sarà tutto positivo, perché io sono propositivo. Dal suo punto di vista, essendo lei un cooperatore di Trieste, quanto è importante il porto e le sue strutture per l'economia della città e del Friuli Venezia Giulia? L'abbiamo già visto con il nuovo lavoro a Cervignano, che quindi non sarà solo un punto di forza di Trieste, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso io sono molto positivo, il nostro presidente Zeno D'Agostino sta facendo da anni molto bene, siamo il primo porto in Italia per movimentazione, quindi diciamo che secondo me abbiamo un buon futuro. Presidente Era, la nuova vitalità economica che si è creata attorno al porto di Trieste ha attirato molte grandi aziende in regione. Sono rimasti ancora degli spazi per lo sviluppo della cooperazione in questa situazione? Diciamo che le cooperative si stanno inserendo molto bene all'interno del lavoro portuale. Dopo dipenderà come andremo avanti. Bisogna puntare a fuori porto. Per me lì c'è la potenzialità per tutte le cooperative di vari servizi, dalle polizie ai trasporti, a chi fa servizi o operazioni portuali, però all'esterno del porto secondo me ci saranno grosse opportunità. Presidente Era, esiste secondo lei un problema dimensionale per le nostre imprese che ne influenza la loro capacità di stare sul mercato? Bisogna aggregarsi, siamo troppo piccoli? Uno dei punti che voglio lavorare è la cooperazione tra cooperative, perché rimanendo piccoli, come ho fatto nel mio discorso, non si va da nessuna parte. Abbiamo ormai dei partner importanti, molto importanti, non dobbiamo più lavorare con le famiglie triestine, ma ci sono operatori importanti, molto grandi, e se si rimane piccoli non si dà fiducia e probabilmente finiremo anche il lavoro che stiamo già facendo. Qualche tempo fa è stato inaugurato un pezzo di ex Varsila, quindi verso la zona industriale, che si chiama Frieste, e il presidente Zeno D'Agostino ha portato una parte del punto franco ridotto al Porto Vecchio, l'ha portato in questa zona industriale. Quindi questa cosa qua è un'apertura per, in questo caso, i triestini, ma sta proseguendo il lavoro e siamo arrivati a Cervignano, che Cervignano comunque sarà un hub che aiuterà il terminal di Fernetti, dove adesso comincia a essere un po' intasato a livello di camion turchi, e questo allevierà Fernetti, ma dando lavoro al Friuli Venezia Giulia. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte.
Cooperativa Nascente nasce nel 1987 su iniziativa di Don Emilio De Roia. Non serve tratteggiare la figura di Don De Roia perché credo che sia conosciuta in tutto il Friuli e credo anche fuori. Don De Roia, dopo aver messo in piedi Casa Immacolata per garantire l'accoglienza alle persone disagiate, alle persone emarginate di quei tempi, ha ritenuto che ci fosse, attraverso un loro impegno con il lavoro, uno strumento per dare dignità a queste persone affinché potessero riacquistare un loro ruolo all'interno della società. E questo valeva sia per le persone adulte che per i giovani. E quindi nel 1987 la Cooperativa Nascente, tra l'altro una delle prime cooperative sociali in Friuli, ha cominciato la sua attività dando lavoro a delle persone adulte attraverso piccoli lavori edili, attraverso la lettura dei contatori dell'acquedotto, attraverso piccola carpenteria e così via. Nel 2002, nell'ambito di un progetto etico che era la raccolta degli abiti usati, la Cooperativa Nascente ha voltato pagina e ha strutturato molto di più quella che era la sua attività, finalizzandola a un maggiore disponibilità nell'accoglienza attraverso le sue file delle persone disagiate, quindi garantendo loro il lavoro, e quindi attraverso un investimento considerevole fatto dei cassonetti in accordo con la Caritas ha garantito la raccolta degli abiti usati nell'arcidiocesi di Udine. Successivamente, grazie quindi a questo lavoro, l'evoluzione della cooperativa è stata tale che ha permesso quindi una crescita costante e continua. Pertanto tutto il derivato da questa attività ha permesso quindi di capitalizzare la cooperativa e metterci nelle condizioni di attivare ulteriori servizi affinché qualora ci fosse l'esigenza di ulteriore spazio lavorativo o che il settore degli abiti non dovesse più garantire la stessa redditività di prima, ci potesse quindi essere un maggior spazio lavorativo. In questo si sono attivati in modo più strutturato il verde, il traslochi e l'edilizia, garantendo quindi a tutte queste persone un notevole lavoro. Recentemente, grazie quindi al lavoro svolto da tanti soci, oggi siamo una settantina circa, la cooperativa è stata messa nelle condizioni di poter fare un notevole investimento che è la nuova sede operativa di Pasian di Prato. Questo perché da una parte la cooperativa era cresciuta, lo spazio presso Casa Immacolata non ci consentiva più di svolgere appieno in modo confacente le nostre attività, e dall'altra parte si sono creati i presupposti per un ulteriore sviluppo. Per noi questo rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Il welfare di comunità è un insieme di buone pratiche all'interno di una comunità. Soprattutto è il fatto di attivare le singole persone, le quali si mettono assieme per rispondere ai dei bisogni di quella comunità. Ecco che allora il welfare di comunità necessita di un supporto anche delle istituzioni pubbliche, soprattutto che riconoscano la validità di queste pratiche, di questi legami per rispondere ai bisogni del territorio. Il welfare di comunità non significa costruire steccati, significa valorizzare le idee, significa valorizzare le pratiche, significa metterle insieme, metterle in rete in modo da raggiungere una maggiore efficienza, un'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi, che naturalmente gli obiettivi sono volti verso le persone, verso le singole persone, ma naturalmente anche l'insieme delle persone. Ecco che allora all'interno del welfare di comunità ci sono più attori, necessariamente gli attori pubblici e gli attori privati. E gli attori privati devono intraprendere questa esperienza non come mero business, ma come investimento nelle comunità. Nascente è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi per svolgere le nostre attività impieghiamo, e questo è per statuto e comunque per normativa, almeno il 30% di personale
cosiddetto svantaggiato. Sono persone che nel nostro caso hanno problemi prevalentemente alcol correlati, quindi noi li seguiamo anche assieme al CERT e all'alcologia di Udine, Tolmezzo, insomma delle varie zone del Friuli. È ovvio che l'impiego di questo personale svantaggiato implica che comunque la cooperativa nascente deve essere in grado di svolgere qualitativamente il lavoro in maniera quantomeno sufficiente, perché i clienti rimangono sempre i cittadini, quindi privati piuttosto che aziende, piuttosto che enti pubblici. Le attività in cui Nascente opera sono molteplici. Fino a 5-6 anni fa l'attività prevalente era la raccolta degli abiti usati. Questa, per una serie di motivi legati prevalentemente ad aspetti normativi, sta un po' alla volta calando. Altri settori in cui opera la cooperativa, perché ovviamente è necessario differenziarsi, sono quelli dell'edile. Per edile noi intendiamo veramente sono finiture edili, nel senso che noi facciamo prevalentemente interni, ma questo vuol dire qualsiasi attività con esclusione degli impianti, per cui abbiamo muratori, abbiamo piastrellisti, cartongessisti, imbianchini, montiamo serramenti o li ripariamo, persiane, tutte queste cose qua. I clienti anche qui sono sia pubblici che privati. Abbiamo poi altra attività che è in forte crescita, che è quella legata alla manutenzione del verde, che svolgiamo non solamente in zona provincia di Udine, ma anche in Carnia. Altre attività su cui stiamo spingendo è quella degli sgomberi o di gestione e trasporto rifiuti. Questo sviluppo è facilitato dal fatto che noi comunque per trasportare gli abiti usati, che sono normativamente parlando rifiuti, abbiamo dovuto richiedere le autorizzazioni appunto per il trasporto dei rifiuti. Aperta questa porta abbiamo differenziato le categorie, quindi non trasportando solamente rifiuti tessili, ma tutta un'altra serie di tipologie. Di recente, a inizio anno, anche i pericolosi, e questo è un mondo che ci dà possibilità di crescere e sul quale adesso stiamo vedendo di puntare. Poi abbiamo un altro settore storico che è di pulizie. Ecco, questo è un po' il quadro di tutto quello che al momento fa Nascente. Siamo una settantina tra operai e impiegati e il nostro parco mezzi conta quasi una trentina di furgoni di varie dimensioni, necessari in quanto tutta la nostra attività è sul territorio, quindi noi ci spostiamo sul territorio e ovviamente tutti gli operai hanno necessità di avere dei mezzi per poter raggiungere i vari cantieri di lavoro.